Nei tempi, agli inizi del Novecento, l'uso delle armi era unicamente rivolto ai fini bellici, quindi tutte le persone che frequentavano, che dovevano svolgere il servizio militare, venivano avviate alle attività e l'uso delle armi attraverso la partecipazione nei momenti di tiro nei poligoni di tiro a segno. I poligoni di tiro a segno fino al secondo dopoguerra erano luoghi in cui le persone si dedicavano a un'attività prettamente di tipo militare. Con l'evoluzione ha preso piede l'attività sportiva e quindi si è sostituito l'impiego della carabina, del fucile, perché allora si parlava col fucile, e delle pistole per un uso prettamente militare attraverso un'evoluzione tecnica e formativa, sportiva, a un'attività agonistica. Ma qui la precisione ovviamente è importante, perché se non c'è la precisione meglio non cimentarsi, nel senso che la precisione ovviamente avviene col tempo. In questa disciplina in particolare si spara in piedi? Sempre in piedi e con una mano sola, è importante. Le persone che entrano nei poligoni di tiro a segno, nelle sezioni di tiro a segno, raggiungono questi luoghi per due motivi: o per diletto, per interesse, per passione sportiva, perché molte persone hanno l'attitudine, lo stimolo e il piacere di essere abili nel colpire il bersaglio utilizzando questo strumento che si chiama o carabina o pistola. Altre persone invece hanno la necessità di frequentare il tiro a segno per ottenere una documentazione che attesti l'unità e maneggio delle armi. Andrea, tu sei molto giovane ma già spari molto bene, hai già partecipato a delle competizioni. Come ci si sente quando bisogna gareggiare? Ci si sente molto in ansia più che altro, poi anche la paura e principalmente l'ansia in ogni gara. È uno sport adatto a tutti, bisogna avere 10 anni compiuti fino a non c'è limite d'età, anche perché ci sono gare anche tuttora e si vede gente oltre gli 80 anni che gareggiano. Per poter sparare validamente a livello nazionale agonistico con la carabina, che si chiama carabina libera, la specialità olimpica è 3 posizioni. 3 posizioni perché la prima posizione comprende 40 colpi di disteso, la seconda posizione 40 colpi in ginocchio, la terza posizione 40 colpi in piedi. Bisogna naturalmente essere abbigliati in un determinato modo, cioè la giacca da tiro, i pantaloni da tiro, le scarpe da tiro. Tutti questi particolari sono altamente regolamentati, quindi c'è uno spessore per la giacca da tiro, c'è una rigidità per la giacca da tiro e così per le scarpe e per i pantaloni. E per quanto invece riguarda la carabina da tiro, di che cosa si tratta, che caratteristiche deve avere? La carabina da tiro deve essere personalizzata, quindi è un calibro 5,6, calibro 22 LR, questo è un calibro olimpico, deve essere particolarmente accessoriata, cioè fatta in modo che il tiratore la calzi perfettamente. Sono in apnea, quindi deciderò nel momento in cui sono fermissimo per poter sparare. Bene, apro e scarico la mia monocolpo. C'è per tutti un'uniformità di comportamenti, perché non dobbiamo dimenticare che la carabina e la pistola lanciano un proiettile che, ancorché di tenue potenzialità, è un oggetto contundente, quindi i primi momenti dei quali le persone conoscono il tiro a segno sono dedicati alla spiegazione dettagliatissima delle norme di comportamento e dei modi con i quali gli strumenti, le carabine e le pistole funzionano per lanciare il proiettile. Quindi chiunque viene qua prima viene formato e poi viene avviato all'attività o sportiva o l'attività istituzionale di maneggio dell'arma. 3, 2, 1...